Guido. E l'altro? Giovanna. Bene, quindi cognomi. Furesi Fadda. Date di nascita. 4981 23680. La professione? Imprenditore settore onicotecnico. Bravo. Segni particolari? Creativi. Sì, per fare questo tipo di mestiere bisogna essere ovviamente. creativi. Ci vuole fantasia e creatività. Buongiorno Guido, buongiorno Giovanna. Buongiorno. Avete gli strumenti del nostro mestiere tra le mani, in realtà Giovanna più che Guido, perché Guido ce l'ha davanti alla bocca, perciò utilizzateli al meglio. Vedo già Giovanna chiaramente che ha attrezzata con le unghiettine belle anche e curate. il colore, è questo colore. E in questo caso colore moda. La moda, che colore Sono è? all'antica. Un Acqua grigio marina. fumo di Perché acqua marina. colore acqua marina. Acqua marina così. Io sono fermo al rosso delle mie sorelle, mettevano il rosso, lo smalto. Il rosso, smalto rosso delle e mie il rossetto sorelle. rosso oggi è un po' rischioso. Non è seducente il colore rosso. Non tutti possono Signorina, portarlo. non è seducente il colore rosso, accattivante. Colore rosso sicuramente è seducente e accattivante, che come mie dice sorelle lei. per conquistare il loro fidanzatino. Sì, va bene, però c'è un però bisogna saperlo portare. Bisogna saperlo portare indubbiamente, assolutamente, sia allo con smalto che al l'eleganza. rossetto. Allora, Esatto. Pixnails, questa è l'avventura che avete messo in piedi attraverso, credo, una delle attività che negli ultimi anni hanno trovato più consenso anche da parte di tante giovani imprenditrici che si sono avventurate, no, nel mondo dell'onicotecnica. Che cos'è l'onicotecnica? Ma qualcuno a casa giustamente dirà, oh, ma che è? Le unghie, È il la lavorare tecnica, esatto, delle la tecnica unghie. delle unghie. Colei che si occupa principalmente del lavoro delle unghie, sulle unghie. Ci raccontate un po' la vostra avventura e soprattutto credo che il tutto parta da Giovanna, visto o no? No, l'inclinazione non è femminile. Però aspetta, solitamente chi mette le mani sulle unghie delle donne sono le donne in assoluto. stesse. Se lo fai tu Esatto. sarebbe una bella scoperta, cioè nel senso Sì, esatto. Diciamo che tutto è partito da un litigio. Sì, esatto, questa è la verità. Vedi, i Questa è litigi la a volte verità. producenti. Un litigio, esatto. Noi siamo una coppia da ormai 10 anni e questo litigio più o meno è nato il primo anno che stavamo insieme, perché la passione per le unghie naturalmente era la mia, che mi distreggiavo un pochino con le amiche, le appassionate, e lui è arrivato a un certo punto ad essere stufo di vedermi sempre, tutta sta gente, esatto. Tornare a casa e guardarmi la partita, non devo stare lì a vedere la gente che mi parla di unghie, pieno di donne, tra l'altro guardare e non toccare, quindi certo. una ce n'è, Esatto. L'etica mi porti tutte queste belle comportamentale. donne a casa e tra l'altro parlate di robe da donne e io uomo sono, diciamo, uomo Infatti sono. siamo arrivati al punto che io ho messo uno stop e ho detto: guarda Giovanna, se vuoi continuare a farlo o lo fai a livello professionale, quindi ti comunque crei uno studio, esatto, lo fai quindi fuori dai creiamo muri di qualcosa, assolutamente, quindi creiamo un'attività imprenditoriale La insieme, proposta è tua. Che bello. oppure sì, ripeto, è stato un Però, qualcosa di un mix, ecco. Guarda di- che tu sei un uomo di che situazioni. ha fiutato bene e soprattutto ha trovato il nodo e il punto nevralgico per colpire, cioè facciamo una cosa, se la vuoi fare la facciamo in maniera professionale e insieme, assolutamente. che è credo la cosa, no? La chiave Entrambi vincente. ci occupavamo di altro, nel senso, io lavoravo sempre nel settore cosmetica, lui invece era manager per una multinazionale e quindi abbiamo insomma abbiamo unito le forze per poter fare. Sì, abbiamo staccato la spina e ci siamo, sì. Tu ti sei licenziato. E anche io. Sì, quindi... diciamo che il primo periodo dell'attività, la verità, è stato molto duro, quindi diciamo che almeno i primi 2 o 3 anni io facevo anche 3 lavori per cercare di tenere comunque in piedi la struttura. Non è stato facile, non è stato Spazio agli facile. imprenditori che hanno polivalente questo questo ragazzo. pelo sullo stomaco e soprattutto i giovani imprenditori, perché siete Certo. molto giovani tutte e due. Bene, credo Sì. che visto che il litigio risalga a 10 anni fa, il tutto sia andato molto bene comunque, visto che siamo arrivati a oggi, no? Grazie Sì, a Dio. sì. assolutamente. Sì, no, nel frattempo diciamo abbiamo avviato l'attività. Inizialmente era un nail center molto semplice, quindi il nail center è il centro appunto dove si fanno servizi per unghie, quindi l'applicazione della ricostruzione unghie piuttosto che l'applicazione del semipermanente, quindi lo smalto semipermanente, oppure anche lo smalto tradizionale. Da lì poi abbiamo, diciamo così, espanso il tutto, abbiamo ragionato, assolutamente sì. Una cultura di brutto proprio. Esatto, abbiamo lavorato su una linea dedicata alla quale Giovanna ha selezionato tutte le formule insieme a una collaborazione internazionale con un grosso laboratorio olandese ed un altro tedesco che produce per noi le nostre formule. Questo lo vogliamo ribadire perché purtroppo non è facile ancora produrre in Sardegna, quindi
Ma cosa vuol dire produrre le formule? Scusate l'ignoranza, perché Sì, sì. lui è Mi fa licantropo le mie unghie. e ripeto, gli Aspetta, escono fai le vedere unghie. le tue unghie. Ma le mie sono normali, Fanno schifo. le sue sono delle robe inguardabili. Le proprio. belle unghie di questa Sì, ragazza. certo, voglio vedere andare in giro lei con quelle unghie. Vabbè, cosa vuol dire Andiamo fare le avanti. formule? Vai. Quindi lavorare proprio insieme, quindi in partnership Perché uno con pensa allo un scienziato chimico, pazzo che- esatto, sì, lo un scienziato chimico pazzo pazzo c'è, che ci dà sì. una mano, cosmetologo naturalmente, che ci supporta e quindi andiamo ad intervenire per ottenere un prodotto finito che abbia le caratteristiche che piacciono a livello tecnico a Giovanna e quindi anche alle nostre clienti naturalmente. La selezione dei colori, dei Ok. pigmenti, insomma tutto quello che concerne poi nella scelta finale di un prodotto. Ecco Questo è perché l'ufficio? sì, Questi sì, sono questi dei alcune- negozi, alcune sono degli immagini. esempi alcuni sì, negozi, di alcuni negozi. che Però abbiamo. la cosa che io voglio capire, visto che questo è veramente un mondo che da anni viene cercato da tutti quelli che in qualche modo vogliono farlo ma magari non arrivano a farlo con tutte le possibilità, e quindi dice vabbè dai, lo faccio a casa. Come combattiamo anche il grande sommerso di questo mestiere? Perché c'è una quantità industriale di estetiste fai da te che io parlo per gli imprenditori che lo fanno seriamente, diventano difficili da combattere perché i costi chiaramente sono diversi, no? Assolutamente. Al di là del fatto che non parliamo di costi, però nel cercare di arginare il fenomeno del fai da te, uno che lo fa in maniera trasparente a proposito di smalto, insomma, deve fare doppia fatica, quindi deve dare forse ancora più opportunità di soddisfazione al cliente. Assolutamente, quindi sicuramente puntando sulla professionalità, questo è il punto focale, sicuro. È vero anche che parlando di numeri, il sommerso in questo settore purtroppo supera l'80%. Questo vuol dire che purtroppo le istituzioni non si sono ancora rese conto di quello che poi c'è dietro anche a questo lavoro, perché c'è tanta professionalità, tanto studio. Ricordiamo a tutti che comunque si lavora su circa 1 centimetro quadrato, cioè un'unghia è molto piccola, quindi il grado di creatività e di manualità che deve avere l'onicotecnica deve essere davvero elevato. Ormai la verità non sono più periodi per potersi improvvisare. Qualcuno 10 anni fa ancora lo faceva, cioè il fatto di improvvisarsi. Oggi esci dal mercato in tempi molto per fare rapidi. queste anche cose perché- devi esatto. essere un pittore, un artista Sì, un dell'unghia. artista. Che meraviglia. Sì, infatti è un artista dell'unghia. Esatto, è un mix di conoscenze e capacità che non si trova facilmente. Entrando un anche attimo questo. nella tecnica Sì. o nell'onico tecnica, Tecnica, cioè alcuni utilizzano l'unghia propria, nel senso che Sì. fanno crescere la propria, Staccare altri la invece Altre invece viene praticamente applicato un allungamento, quindi ci sono diverse tipologie di allungamento in base naturalmente al risultato che uno vuole ottenere. Quindi anche chi ha un'unghia molto molto corta perché magari la mangia può riuscire ad ottenere un lavoro finito come può essere questo. e come si chiamano? Cioè quel pezzo aggiuntivo ha un nome? Allora, ci sono due possibilità, uno è l'estensione con la tip, quindi è una sorta di unghia finta di plastica che viene comunque lavorata e poi Ok. diventa invisibile sull'unghia, e poi sopra viene applicato del gel. Il gel è un prodotto che allo stato così naturale è gelatinoso come può essere il gel per i capelli, esatto. invece poi Indurisce. applicato, inserito all'interno di una lampada a raggi ultravioletti, si indurisce Stavo dicendo nel velocemente. forno, ma in Sì, realtà è sì, quello che il si chiama in gergo fornetto, sì. Indurisce velocemente, poi noi lo modelliamo come se fossimo delle scultrici. Ah, si può poi manipolare? Assolutamente sì, perché insomma la quantità di gel Una che viene... fresa, con che cosa? Si può utilizzare anche una lima elettrica, sì, che è una fresa, o altrimenti delle lime manuali. Poi la precisione dell'applicazione, comunque il lavoro finito, perfetto, Sì. li sta nella qualità e nella professionalità comunque dell'onicotecnica in questo caso. Ci dobbiamo fermare per un attimo, c'è la Ok. pubblicità e poi torniamo, perché D'accordo. c'è questi mondi qua che fanno molto donna, cioè ognuno di noi, ogni uomo ha dentro una parte di donna, capisci? Allora viene Berlusconi ha fuori... detto il 30% il nostro è donna. No, il problema è che Berlusconi si è preso il 30% delle donne e le ha fatte sue, è diverso, è un altro concetto. Vabbè, comunque torniamo tra poco. Tornando invece a ciò che è il Pixnails, cioè questo meraviglioso mondo che vanta 6 attività, non una, perché in questo caso la litigata è stata talmente producente che nel corso dei 10 anni ne hanno aperti 6, cioè siete arrivati a trovare la Sono grande, grossi allora. la grande professionalità, la grande competenza per arrivare ad allargare, ed è un fenomeno anche abbastanza strano in questo periodo, dove senti giovani imprenditori che riescono ad allargarsi così tanto. Si sa cosa vuol dire avere già un'impresa, figurati 6 attività.
Questo è un Ci settore siamo- molto raffinato per le donne, dico bene? Assolutamente, questa sì, è la no, verità. ci siamo arrivati anche a punti vendita grazie comunque a un progetto in franchising bello Ok. organizzato Avete per sfruttato. poter dare la possibilità appunto alle ragazze che poi la maggior parte fanno i corsi con noi, quindi seguono comunque un iter formativo per poi diciamo arrivare all'apertura di un'attività. Quindi diventare loro stesse Padrone, delle sì, professioniste e delle imprenditrici. Quindi è tutto Assolutamente un sì. circolo bello, Sì, molto sì, interessante. sì, vedo. Voglio sapere perché questo successo, cioè nel senso non il vostro, il successo perché è scoppiato da un certo momento in avanti. Quanti anni sono che le donne non possono rinunciare ad andare a farsi le unghie, i capelli va bene, da sempre. Da sempre. Ma le unghie che è partita questa moda. Sì, diciamo che in Italia è partita un pochino in ritardo rispetto al resto Ok. d'Europa e del mondo, perché in America stiamo già In Sardegna parlando. forse sarà partita ancora dopo. In allora. Sardegna, quando abbiamo aperto noi 9 anni fa, siamo stati i primi nel Nord Sardegna e la gente ci prendeva per pazzi, ecco, Eh sì, perché volete fare impresa con le campare, unghie. no, proprio campare di unghie, la gente esatto, non uno capiva dice, ma neanche al che massimo cosa. è come i genovesi col colluttorio, pagare tanto una cosa che sputo, è così come le unghie, io me le mangio, le sputo, ci fa invece un'attività. Esatto, noi diciamo che abbiamo avuto la fortuna comunque entrambi di visitare dei posti all'estero, quindi parliamo, io parte della famiglia in Inghilterra, quindi questi centri li avevo già visti parecchie conoscevi volte, già sì, la conoscevo materia. già, quindi l'idea c'era, poi conoscendo lui abbiamo comunque unito proprio le forze, quindi abbiamo creato quello che avevamo un pochino visto. E come siamo partiti, parliamo di 9 anni fa, abbiamo preso proprio l'onda perché è stato proprio il momento in cui in Italia ha iniziato comunque a crescere sempre di più la Io richiesta. ho il L'impatto ricordo- com'è stato, vero, in Sardegna? Scusi? Subito, l'impatto. Beh, l'impatto è stato un pochino traumatico, insomma, per un discorso anche di burocrazie, di cose, insomma, di gestione comunque dell'attività, però bisognava insomma tenere duro certo. e La così, domanda insomma. potenziale c'era, vero? Sì, la domanda iniziale Le assolutamente sì, potenzialità ci erano siamo tutte lì, fatti bisognava conoscere. capire come incastonarle Sì, una a esatto, fianco. quindi testa bassa, abbiamo lavorato tutti i giorni cercando comunque di accontentare il più possibile le clienti nei più svariati E non modi. certo 6 ore al giorno. E non certo no, 6 ore al certo, giorno. Magari Certo, 18 o magari 14, questo lo Non dico c'è nella perché cultura molti dell'impiegato. immaginano che le imprese poi una volta aperta i clienti arrivino da soli. No. Non si sta di certo ad aspettare sulla soglia i clienti. Ecco, questo è secondo me però la visto formula. che voi poi. siete ad Alghero, a Saloristano, a Tempio Pausania, a Lodi e Cassino? Esatto, Anche? sì. Sì, Ah, sì, sì, come? siamo riusciti ad anche andare a oltre esportare, mare. oltremare. Oltremare. Però tutto questo che vi porta così tanto ad avere appunto contatto da un punto di vista sia lavorativo e poi anche a casa, cioè voi siete una coppia, perciò vivete tutto radicalmente e a 360 gradi insieme. Assolutamente. Assolutamente. E da quel litigio famoso in avanti tutto è sempre andato bene, cioè nel senso si dice sempre che le coppie sul lavoro e nella vita privata dovrebbero mantenere due. Noi un pochino i compiti ce li Due- dividiamo, quindi Ok, io mi certo. occupo dalla parte creativa, Non vi formazione. vedete tutto il giorno sostanzialmente. O sì? No. Dipende, adesso dipende dalle girano giornate. l'Italia adesso. Dipende Girano dalle anche giornate. l'Italia, quindi, Come Sì. Girato ormai l'Italia, Sì, quindi un pochino il tempo giriamo. non ce Diciamo l'avete. che il nostro marchio comunque è andato molto oltre proprio sfruttando la rete, infatti questo è un messaggio che mi piaceva proprio, mi piace dare. Far passare, certo. Far passare assolutamente il messaggio che comunque la rete, al di là del solo Facebook, ecco, perché per molti purtroppo internet è Facebook, non è così, No. c'è molto altro, E internet è soprattutto Facebook tante usato cose. per farsi i fatti degli altri, non è che Esatto, sia- che poi insomma è proprio il basso profilo. No, cioè invece dà la possibilità alla rete comunque di conquistare nuovi clienti, di potersi far conoscere, e questo è molto molto importante, fatto anche lì a livello professionale, quindi non l'improvvisazione, perché l'improvvisazione ormai da nessuna Non parte paga, penso non ormai paga più, vero? paga più. Diciamo che la nostra formula vincente, noi diciamo sempre che siamo riusciti ad unire quello che era la passione per me del marketing, internet eccetera, Adesso e lei per quel che riguarda la parte faccio quello che fa le nei domande lati. scomode. Buone sinergie. Tutto Assolutamente questo sì. siete sposati o solo accompagnati? Bella entri domanda. nell'intimità. No, no, era per Visto che capire. siamo in Conviviamo. confidenza. Convivete, quindi Sì. ancora, cioè, al massimo per figli non figli? avrete come dire delle unghie o Per figli abbiamo i negozi. o i negozi per perché adesso, non c'è il tempo materiale. Abbiamo una Volevo- bella figlia di 9 anni che si chiama Pix Nails. Oh, ok. sì, Però volevo capire se nelle vostre mire ci fosse anche quello di poi Assolutamente allargare sì. la famiglia, Sì, non solo dei negozi, assolutamente. non solo dell'attività La felicità imprenditoriale. infatti. Cioè, io ho risposto assolutamente sì. Sentiamo. Sì, E lui cosa dice? Certo. Assolutamente sì. Avere un No, figlio è perché una cosa poi a un meravigliosa. certo punto cambiano i parametri, Sì, nel momento in cui arrivi a raggiungere anche una certa tranquillità, chiaramente dopo tanti anni di sacrifici, poi però il parametro cambia anche per una donna, soprattutto
lavorerai perché l'imprenditrice che diventa mamma è anche in attesa, lavorerà fino all'ultimo giorno prima di partorire, perché è sempre così, però poi cambiano i parametri dal punto di vista del tempo che uno deve dedicare anche a chi arriva. No, volevo capire le scelte. Certo, e le importanze poi della vita, assolutamente sì. Assolutamente. Abbiamo voluto proprio dedicarci anche anima e corpo proprio in questo periodo di vita, per poi magari cercare di essere un pelo libero. Io dell'80, dell'81, siete lì, 34. dai, insomma, giovanissimi ancora. Sulla breccia e poco più di 30 anni. Sì. È il momento giusto per fare Prima ciò che state facendo. capitalizzare l'imprenditoria. Siete un e bel poi esempio. passeremmo Grazie anche mille. a avere i figli che danno nobiltà comunque. Siete un gioia bel alla famiglia. esempio. Lui e papà ne sa qualche cosa. Questo è uno degli scenari che si presenta. Stiamo vedendo intanto, appunto, Sono continuando a vedere un bellissimi. po' di foto Ma guarda che di belle creazioni. Sì, questo addirittura è l'utilizzo del pizzo, questa che sta passando ora, quindi l'utilizzo sì? proprio inglobato all'interno Sì. del lavoro. Ragazzi, sto diventando geloso. Mi sa che anche ma noi all'interno del uomini. lavoro sull'unghia rimane del pizzo proprio? Sì, viene praticamente applicato del pizzo all'interno del gel attraverso una lavorazione che si chiama sottovetro, per dare proprio un effetto. Invece qui ci sono dei lavori di micropittura, che è proprio una lavorazione che si utilizzano dei pennellini specifici dove si fa scorrere il pennello con dei colori ad acqua e si ottengono poi questi micro disegni che ricordano proprio la pittura. La pittura è miniatura. Ogni quanto bisogna poi rintervenire? Perché almeno un mesetto? Credo. Meno? Sì, diciamo ogni 3-4 settimane, dipende molto dalla crescita dell'unghia, un po' come i capelli, bisogna sì, tagliarli sì, un vero, pochino in base certo. a quanto Certo. crescono, quando uno si sente un po' in disordine o si è magari stancata del lavoro, ha necessità magari di riprendere. Certo, stai parlando qui a questo tavolo a uno che del disordine ha fatto il suo centro della vita, guardandolo poi dalla testa e partendo da lì, insomma, potete capire bene che lui col parrucchiere ha un rapporto molto intimo per Certo. il lavoro che gli deve Vado fare. a trovarlo una volta al mese. Gatto morto Ok. Vado a invigorito trovarlo una volta al mese. Però diciamo disordinato è un po' disordinato, cioè il suo No, parrucchiere non ha dato un sono taglio che- ribelli, ribelli. per scelta di Ribelli. vita. Ok, va bene. E questa è la Tornando persona. alle unghie, bisogna Bene. essere variegati. È un piacere, è stato un piacere Sì, avervi è una avuto gioia qui e anche. soprattutto aver dato un Complimenti, contributo anche alle tante nostre amiche, faccio come la D'Urso adesso, solo per voi, le nostre amiche massaie che però so che ci seguono e la mattina, sai, tra i tanti argomenti anche questo è un argomento che sta dentro, ci sta proprio bene perché è una esigenza delle donne per stare bene con se stesse, per Certo. essere curate, poi alla fine è il centro dell'obiettivo, no, da raggiungere. Assolutamente Perché sì, tutta la creatività, ma anche la cura di se stessi. Certo. Sentirsi bene. Da fashion, da nobiltà alla vita. Bene, dai. grazie Grazie, cari amici. Guido Grazie a e a voi. Giovanna. Io vi chiamo Guido e Giovanna perché qua ormai noi sdoganiamo tutte le figure formali e ci teniamo solo la parte amichevole dei rapporti. Grazie soprattutto per aver anche fatto il viaggio da Alghero fino a qua, che la sveglia deve essere stata Questo è vero. messa molto presto. Almeno- Però abituati a far fatica. Va bene, un abbraccio Pix Nails, complimenti Auguri per il ancora. lavoro. Esatto, e che ne vengano tanti altri ancora di successi e poi quando avrete un figlio ditecelo, vi invitiamo per raccontarci la vita con un figlio. D'accordo, grazie. Noi ci si ritrova lunedì puntuali alle 8 del mattino per un'altra settimana dei Due di Via Venturi. Grazie a Stefano Perra, Gigi Perra, Cristian Manca e DJ Fabietto. La domenica c'è sempre il meglio, quindi Certo. chi si è perso qualcosa, domenica alle 21 Sardegna 1 per un'ora e mezzo la settimana, il meglio della settimana dei Due di Via Venturi. Ciao! Ciao, a lunedì, ciao, arrivederci cari amici.